ritiro del numero 1 Macbeth B. In prima fila Let Me Coach LF, Lurifax, Nebraska N, Golden Gilo R, Nikla e Eiligan. Seconda fila per Nat, Marcel, Luperbox SM, Nitro Fez, Nemo Winner SM e Lampedusa per. Abbandonato l'allineamento Lampedusa per, che ripiega in coda, parte con cautela il numero 7 Eiligan, che sta scivolando in ultima posizione, mentre per il comando lottano Lurifax e Nebraska N, davanti a Let Me Coach LF che ha all'esterno Nikla. Nebraska N ha il via libera da Lurifax, mentre all'esterno c'è Nikla che punta decisa in avanti trascinandosi Golden Gilo R lungo la corda, c'è Nat davanti a Marcel, poi Nemo Winner SM all'esterno, seguito da Nitro Fez e Eiligan. Nikla si porta su Nebraska N dopo 350 metri di gara, va ad impegnare l'avversario, che però sembra intenzionato a correre al comando, e i primi 400 metri sono comunque in un relativamente tranquillo 31,6, quindi Nikla si limita ad accompagnare Nebraska N, avendo all'interno Lurifax. Quindi Let Me Coach LFK all'esterno Golden Gilo R, un'altra pariglia composta da Nat e Nemo Winner SM, quindi Marcel in coppia con Nitro Fez, Luperbox SMK all'esterno Eiligan e in coda Lampedusa per. Gruppo compatto in pariglia anche dopo 800 metri di gara, con parziale accelerazione da parte di Nebraska N per un mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'1,18. Nikla sempre protesa al salchi del leader, lo impegna e il primo giro è sul piede dell'1,17,5 con Nebraska N leader, Nikla all'esterno, Lurifax in seconda posizione con vicino Golden Gilo R, quindi Let Me Coach LF, Nemo Winner SM all'esterno, in corda Nat, Marcel in coppia con Nitro Fez, Luperbox SMK all'esterno Eiligan, in coda Lampedusa per. Situazione tattica che non muta quando siamo ormai a 650 metri dal traguardo. Ora Lurifax cerca spazio all'interno di Nikla che ha leggermente allargato. Lurifax ne approfitta per andare all'attacco di Nebraska N, rimane in terza ruota Nikla, poi Let Me Coach LF davanti a Nat, reagisce Nebraska N in lotta con Lurifax e Nikla, i tre sono quasi su di una linea. All'ultima curva l'errore improvviso di Lurifax e allora ha spazio dalla corda Let Me Coach LF per tagliare fuori Nikla, imitato da Nat, e andare all'attacco di Nebraska N che è ancora leader all'ingresso in retta arrivo, dove Nat si scopre in terza ruota. All'esterno di Let Me Coach LF è calata Nikla, alla corda Nebraska N insiste e sta passando Let Me Coach LF, ancora più incisiva sembra Nat a centropista. Nat con Enrico Conti che passa di slancio, vince chiaramente su Let Me Coach LF. Nebraska N, il gruppo regolato da Marcel, e dunque 8-2-4 l'arrivo ufficioso naturalmente della terza di Tor di Valle, con Nebraska N che dopo aver respinto sul percorso Nikla e poi anche Lurifax in retta d'arrivo si arrende prima a Let Me Coach LF, ma poi soprattutto a Nat che passa di slancio nel finale, vince con Enrico Conti davanti a Let Me Coach LF e Nebraska N, dunque 8-2-4 l'arrivo ufficioso della terza di Tor di Valle, 6,37 la quota